Direttore, la prima del nuovo anno da un libro di Pietro Grasso. Questo spettacolo nasce al Festival di Spoleto nel 2013. Prima ancora di questo abbiamo messo in scena un altro titolo tratto sempre dai libri di Pietro Grasso nel 2010, sempre al Festival di Spoleto, che si intitolava Per non morire di mafia. Abbiamo visto che il pubblico ama molto in questo momento storico del Paese che si racconti la nostra storia recente, la nostra verità. E non c'è solo il pubblico che a teatro vuole sentire stupidaggini, vuole ridere superficialmente, ma c'è anche un pubblico che vuole sentirsi raccontato, raccontato nelle nostre idiosincrasie, nelle nostre guerre, nei nostri dolori. E gli spettacoli di Piero Grasso raccontano questo. Si fa riferimento anche ad Agrigento, all'omelia, all'anatema di Giovanni Paolo II. Sì, c'è un momento molto corposo dello spettacolo, credo che su un'ora e mezza, un'ora e 40, almeno un quarto d'ora è dedicato ad Agrigento, dove si parla del giudice Livatino, della Valle dei Templi, di Giovanni Paolo II che arriva ad Agrigento e che scaglia quell'anatema. Abbiamo proprio uno spettacolo, La voce di Giovanni Paolo II, che devo dire ancora oggi risentirla tremano le vene. Nello spettacolo insieme a me ci sono due attori molto importanti, una è l'attrice, una delle attrici più grandi d'Italia, più importanti, considerata forse la più grande attrice tragica di questo momento, che è Elisabetta Pozzi, che non è qui appunto perché entra nello spettacolo adesso, noi lo facciamo da anni, quindi sta studiando, si sta preparando, domani abbiamo la nostra prima recita davanti agli studenti. Non è casuale che noi cominciamo questo spettacolo proprio davanti a un pubblico giovane. Insieme a me c'è questo giovane ma bravo, talentuosissimo attore siracusano, che io ho scoperto, non sapevo neanche che esistesse. Io sono nato a Floridia, provincia di Siracusa, ho scoperto all'Accademia d'Arte Drammatica quando all'attuale direttore, che insegnava recitazione 40 anni fa, quando c'ero io in accademia, ho chiesto avrei bisogno di un giovane attore siciliano per fare la parte di un giovane mafiosetto, eccetera, eccetera. Dice, ma ce n'è uno di Siracusa. Dico, come di Siracusa? Che si chiama Turi Moricca.